Parcheggi cittadini, l'esternalizzazione è un'operazione a perdere e dannosa per le tasche degli agrigentini, la denuncia del responsabile del Codacons di Rosa. Circolare della Regione per l'adeguamento caro materiali. Festa dell'amicizia prosegue tra incontri, festeggiamenti e grandi temi. Oggi e domani visite speciali per il patrimonio culturale con le giornate FAI d'autunno. La scuola Anna Frank inaugura spazio innovativo per famiglie e bambini. Proseguono le giornate per la prevenzione delle malattie cardio e cerebrovascolari. La mamma del piccolo Claudio Domino nell'anniversario della morte lancia l'ennesimo appello e attende giustizia per il figlio. E a tutti ben trovati, l'avete sentito dai titoli, apriamo con una pagina sulla gestione dei parcheggi cittadini, perché il responsabile del Dipartimento Regionale Trasparenza e Enti Locali del Codacons, Giuseppe Di Rosa, già da giorni ha informato attraverso il suo canale social di una delibera del Comune di Agrigento che, secondo quanto lo stesso spiega oggi in conferenza stampa, sarebbe a scapito delle tasche degli agrigentini e senza alcun beneficio per la città. Vediamo, ce lo spiega meglio in questa intervista. Giuseppe Di Rosa, conferenza stampa oggi su un progetto che il Comune sta avviando, è quello di privatizzare i parcheggi di Agrigento. Ecco, cosa c'è che non va? Perché voi vi state opponendo attraverso anche un'azione legale che farete prossimamente? Ma guarda, intanto non ci opponiamo assolutamente al metodo, cioè alla privatizzazione delle strisce blu. Assolutamente, può decidere quando e come vuole il Comune, anche se questo è uno dei progetti che avevo dato al sindaco Miccichè, aveva fatto suoi, l'abbiamo proposto come Mani Libere, l'abbiamo riproposto come Codacons. La non privatizzazione delle strisce blu, ma la gestione delle strisce blu e di tutti i parcheggi, della tassa di stazionamento e dei parcheggi nella valle, era una mia proposta al sindaco Miccichè, che la fece sua in campagna elettorale e che doveva essere gestita da una cooperativa terzo settore pubblico-privato, cioè il comune in ogni caso avrebbe avuto il dominio sul servizio. In questo modo invece il comune consegnerebbe a questa azienda, della quale ha già approvato il project financing, vi faccio solo un numero: il comune oggi introita da 1/10 dei servizi che cederebbe a questa azienda circa 500.000 euro e il comune accetterebbe da questa azienda solo 185.000 euro di royalty annua. Un'operazione a perdere allora, ma non è solo un'operazione a perdere, è un'operazione che sarebbe l'ennesimo appalto milionario a scapito della città, a scapito delle tasche degli agrigentini, senza nessun beneficio assolutamente per la città, che influenzerebbe oltretutto non poco l'aspetto economico e sociale della città. Ad esempio gli stalli cosiddetti strisce blu aumenterebbero a dismisura. Ma guarda, ho i numeri che propongono loro. Le strisce blu diventerebbero da 429 in centro città a circa 2000. Nella stazione balneare agrigentina da 183 ci ridurremmo a 1704. Attenzione, inoltre avremmo il centro cittadino, tutta la zona centro storico della città in ZTL. Significa che per accedere, così come si fa in via Roma a Palermo, devi comunque versare 5 euro per ogni accesso. Una vera batosta per le casse degli agrigentini. Ma guarda, ripeto, non è assolutamente una cosa conveniente, sarebbe l'ennesimo fallimento per la città di Agrigento, anche perché, ripeto, è un'azienda di Piacenza, è un'azienda di Reggio Emilia, possono partecipare varie aziende, mentre se il comune faceva, come avevamo proposto noi, una cooperativa terzo settore, avrebbe effettuato le assunzioni e tutto quello che c'era per gestire questo grande servizio per gli agrigentini. Attualmente il comune quanto incassa e quanto incasserebbe? Si parla addirittura di una perdita
di incassi rispetto al comune. Ma perché? Che convenienza avrebbe il comune a fare questa operazione? Quello è il punto interrogativo grossissimo per il quale noi ci stiamo rivolgendo alla Procura della Repubblica, alla Procura della Corte dei Conti e all'ANAC. Lunedì partirà la nostra missiva da parte del nostro ufficio legale, perché il comune, da dati certi che abbiamo, in questo momento sta introitando circa 500.000 euro suddivise in 315.000 euro dalle strisce blu cittadine per il 2022, 291.000 euro per il 2021, ma eravamo in pandemia, e introita circa 120.000 euro dal parcheggio pluripiano, che è l'unico oggi parcheggio pluripiano a disposizione del comune, mentre questa azienda avrebbe Cugno Vela e l'implemento delle strisce blu per 10 La volte. tassa di stazionamento dei pullman entra in questo Assolutamente progetto? no, assolutamente no, ma noi l'avevamo inglobata, perché la tassa di stazionamento oggi al comune produce un centesimo di quello che dovrebbe produrre. Il comune introita circa 80.000 euro, quando invece da studi di settore e contemplati dalla commissione che l'approvò, cioè la mia commissione, la sesta commissione nel 2013 se non erro, avevamo fatto degli studi di settore che avremmo introitato da 800 a 1,4 milioni. I pullman che arrivano da fuori non pagano la tassa di stazionamento? Assolutamente no, nessuno dei pullman che arrivano oggi nella città di Agrigento, solo un centesimo di quei pullman paga la tassa di stazionamento. Con un intervento di semplificazione, l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò ha firmato una circolare rivolta a tutti gli assessorati regionali, alle stazioni appaltanti, ai liberi consorzi, ai comuni e agli enti controllati dalla regione, con la quale chiarisce che le voci di elenco prezzi contrattuali utilizzate in fase di redazione dei progetti o per nuove lavorazioni concordate in corso di esecuzione di cantieri già avviati, anche i prezzi delle prestazioni particolari non incluse nel preziario unico regionale vanno rivisti, adeguandoli agli aumenti di mercato, così come previsto dal decreto legislativo 50 del maggio 22 sul cosiddetto caro materiale. Adesso le stazioni appaltanti devono correre per recuperare il tempo perduto, analizzando gli aumenti dei costi e riconoscendo il prezzo giusto alle imprese, al fine di assicurare i tempi di esecuzione, la consegna delle opere e la loro qualità. E prosegue la festa dell'amicizia tra momenti di reunion, pubblico delle grandi occasioni, festeggiamenti, riflessioni, progettualità e grandi temi: pace, disarmo, il dialogo, tutto quanto in questo servizio con le interviste. 3 tavoli tematici, 16 relatori, 2 spettacoli serali sono alcuni dei numeri della seconda giornata della Festa dell'Amicizia in corso di svolgimento a Ribera. Pace, dialogo, disarmo, dall'utopia alla ragion di Stato, un percorso a ostacoli, è stato il primo incontro di venerdì 6 ottobre organizzato dall'europarlamentare Francesca Donato, al quale hanno partecipato Sergei Patronov, console generale della Federazione Russa a Palermo, e Monsignor Tommaso Stenico, teologo, saggista, l'ingegnere Massimo Sapielli, esperto in conversione nucleare. Un progetto partito alla grande, con una grande festa, significa tanto per questa democrazia cristiana che già in cammino comunque rinasce. Sicuramente oggi siamo in Sicilia, a Ribera, ma questa è una festa che ha un significato nazionale. Oggi si ripete la tradizione della festa dell'amicizia, che appunto, come è stato detto, mancava dagli anni 90, e questo è un segnale molto preciso, molto forte, che la democrazia cristiana davvero è rinata, e da qui, dalla Sicilia, da Ribera, parte un lavoro che già è iniziato in realtà dietro le quinte per crescere in tutta Italia. La prossimo fine settimana ci sarà una festa della democrazia cristiana a Susa, in provincia di Torino, e poi ce ne saranno altre, ci saranno incontri un po' su tutto il territorio nazionale. Quindi io sono molto
contenta, molto entusiasta, trovo una passione straordinaria nei nostri giovani che credono davvero nei valori che noi difendiamo, e quindi credo che questa sia la ricetta perfetta per dare di nuovo agli italiani un partito che ha fatto la storia dell'Italia e che ancora è fondamentale per restaurare la democrazia vera nel nostro Paese. Il giorno prima si era discusso di giovani, cui ha partecipato anche il sindaco La Galla di Palermo. Oggi la festa della democrazia cristiana, la festa dell'amicizia, ecco come la vede lei che comunque con la democrazia cristiana a Palermo sta lavorando. Beh, è chiaro che i valori sono quelli che accomunano chi viene da esperienze che hanno al centro i valori stessi del cattolicesimo, ma anche di quel riformismo moderato che ha caratterizzato lo sviluppo di questo Paese. Oggi c'è una diaspora del popolo democristiano, comprendo e apprezzo lo sforzo che si sta facendo per recuperare una identità e credo che tutto ciò che lavora per sostenere una coalizione che oggi è anche al governo del Paese oltre che della Regione e del Comune di Palermo possa essere utile per rafforzare, diciamo, il lavoro comune e un progetto comune. E ancora politica, prima riunione, assemblea provinciale di Agrigento del Movimento 5 Stelle, domani pomeriggio alle 17:30 a Porto Empedocle all'Hotel dei Pini. Ne dà comunicazione l'onorevole Ida Carmina, che conferma che sarà l'occasione per avviare un confronto con i cittadini e gli attivisti, parlare delle attività del Movimento 5 Stelle in provincia di Agrigento, dei gruppi territoriali e della petizione sul salario minimo. Alla riunione parteciperanno il coordinatore regionale Nuccio Di Paola e quello Fabio Falcone, portavoce del Movimento 5 Stelle di Canicattì. L'importanza del lavoro, della protezione civile evidenziato nell'ambito della settimana nazionale della protezione civile in programma dal 9 al 15 ottobre di questo anno corrente. È qualcosa che sottolinea anche il prefetto di Agrigento. Intanto martedì 10 ottobre si svolgerà a Porto Empedocle una esercitazione antincendio in ambito portuale, verrà curata dalla Capitaneria di Porto Empedocle, appunto. Sentiamo le dichiarazioni dei due esponenti istituzionali. La gestione del territorio è un argomento molto complesso che non può riguardare solo una frazione del territorio stesso. Certamente quello agrigentino è un territorio, diciamo così, di confine, di frontiera, ed è una frontiera marittima, certo, che va tenuta nella massima attenzione, nella massima considerazione. È chiaro che il pensiero di tutti quando si dice questo corre immediatamente agli sbarchi, ma non ci sono solo quelli, ci sono anche i temi della protezione civile, della quale non si parla mai abbastanza, perché vedete, ora con i Campi Flegrei, magari qualche anno fa con qualche terremoto, le tematiche della protezione civile ci vengono messe sul tavolo, messe davanti agli occhi, per poi dimenticarle molto velocemente, presi dalle emergenze e dalle urgenze della vita quotidiana. Noi abbiamo voluto intitolare questa manifestazione, questo evento di quest'anno, la protezione civile e cultura. Questo è, più che altro dovrebbe essere cultura. Vorremmo che sia cultura, vorremmo che fosse cultura. Non è una cosa che ancora possiamo dire reale, ma è il nostro obiettivo. Vogliamo che la protezione civile diventi un aspetto quotidiano delle nostre esistenze. Vogliamo per esempio immaginare che tutti sappiamo cosa fare in caso di emergenza di protezione civile. È il tema di questi giorni dei Campi Flegrei. A gran voce si chiedono i piani di evacuazione, che in realtà ci sono per lo più, ma non vengono conosciuti, non sono conosciuti. Poi certo, ci sono delle realtà come quelle in cui è oltremodo difficile immaginare che con una pianificazione, una conoscenza preventiva si eviterà ogni guaio, si eviterà ogni danno. Perché questo è impossibile, il danno sta nel fatto stesso di avere una realtà, quella italiana in generale, molto urbanizzata. È chiaro che un terremoto al centro del deserto del Sahara non fa praticamente nessun danno,
Da noi non esiste quasi lembo del territorio, per non parlare dell'area flegrea, dell'area campana, che non sia intensamente urbanizzata. Ma proprio per questo, a maggior ragione, dobbiamo mettere la cultura della protezione civile al centro delle nostre attenzioni. Ecco, lo scopo dell'evento che presentiamo oggi è esattamente questo. Io vorrei che ce ne ricordassimo in tempi di pace e non in tempi di guai, perché nei tempi di guai è tardi e soprattutto non mi piace personalmente, ma lo dico anche nella mia funzione di prefetto, l'idea che i problemi si risolvano cercandone il colpevole quando ormai il guaio è fatto. Non ha senso. Colpevoli ne possiamo trovare tanti, colpevoli forse siamo tutti, che vuol dire che colpevole non è nessuno. Siamo in realtà semmai colpevoli di non pensarci per tempo, ma non è con la caccia alle colpe, che pure fa audience, che fa spettacolo, che fa notizia, che si risolvono i problemi. I problemi si risolvono lavorando silenziosamente e quotidianamente sulle tematiche della prevenzione. Quindi questo è il quadro in cui ci stiamo muovendo. La cosa che voglio sottolineare è questa. La scuola è l'obiettivo a cui noi ci rivolgiamo, meglio il pubblico per così dire a cui ci rivolgiamo, perché la cultura si crea dai più giovani. I quadri in cui ci muoviamo sono quelli tipici della nostra provincia e quindi la marineria sicuramente, perché questa è una grande frontiera marittima dell'Europa, come ben sappiamo, parlavamo poco fa di Lampedusa, ma anche l'area montana, che è un'area molto importante, oltre che, come quella marittima entrambe, anche fonte di grande bellezza e di grande reddito, perché turisticamente questa è una delle province, non lo dico esagerando, più belle d'Italia, e quindi che ha delle attrattive molto importanti. La sicurezza servirà anche a questo, anche a garantire una funzione del territorio sicura e serena. Allora, noi abbiamo raccolto con grande piacere l'indicazione di Sua Eccellenza il Prefetto per quanto riguarda il coinvolgimento delle scuole, che poi è un coinvolgimento che, voglio dire, nasce obbligatoriamente da quello che è il tema, cioè la protezione civile e cultura, e la cultura inizia evidentemente dalle scuole, così come la cultura dell'ambiente, eccetera. In tutti gli uffici del compartimento saranno coinvolte le scolaresche, quindi non solo presso la Capitaneria di Porto Empedocle, ma anche presso gli uffici circondariali marittimi di Lampedusa, Sciacca e Licata, che dipendono da Porto Empedocle. Chiaramente a Lampedusa, diciamo, per gli aspetti più operativi, quindi si è pensato di portare le scolaresche in banchina e far vedere direttamente i mezzi nautici di cui l'ufficio si avvale per poter effettuare l'attività di soccorso in mare. Per quanto riguarda Licata, diciamo, e Sciacca, invece l'approccio sarà proprio prettamente informativo e direi quasi formativo, sempre nell'ottica di realizzare quello che è lo scopo della settimana della protezione civile, settimana nazionale che come sappiamo inizia il 9 di ottobre e terminerà il 15. L'appendice di tutti gli eventi saranno gli stand del 14 di ottobre, al quale chiaramente noi parteciperemo. Questa è una fase importante perché sarà anche una fase informativa, quindi io mi sono riproposto anche di rilasciare degli opuscoli dove verranno illustrate tutte le linee di attività seguite dal corpo, con speciale riferimento alle attività di tipo operativo. E oggi e domani patrimoni culturali in vetrina con le giornate FAI d'autunno, con il contributo dei gruppi FAI giovani. Saranno infatti previste speciali visite a straordinari luoghi della nostra cultura. Le interviste. Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, l'amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, dedica da 12 anni al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Questa settimana le giornate FAI di autunno si svolgeranno presso la Fulgentissima di Naro, in collaborazione con la Curia Vescovile di Agrigento, il gruppo FAI Giovani. La delegazione FAI di Agrigento e i volontari FAI condurranno i visitatori attraverso le bellezze monumentali della Fulgentissima di Naro. Naro è coinvolta interamente in questa iniziativa delle giornate FAI. Ne parliamo con il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.
Naro è assolutamente soddisfatta di questa scelta e come non potrebbe essere così. E per questo ringrazio il Presidente, l'Avvocato Taibbi, ma anche il Dottore Russo e anche Padre Pontillo, che darà la possibilità ai visitatori di scoprire, di svelare le bellezze di questa cittadina che non è campanilismo, è certamente una delle più belle cittadine della provincia di Agrigento e non solo. Noi mostreremo i nostri tesori. Ed è sarà una scoperta continua. Naro ha 2700 anni di storia, che dirvi, venite numerosi perché il FAI sta facendo un'ottima promozione anche rispetto a queste cose. Noi cercheremo di farvi vedere il lato più bello della nostra città. Come siete coinvolti in questa iniziativa a Naro? A Naro quest'anno apriremo 6 beni, siamo contentissimi di essere ospiti di questo bellissimo comune e saremo felici di accettare tutti i visitatori che verranno. Che tipo di accoglienza farete? Quest'anno ci sarà un percorso urbano, alla fine le aperture sono indipendenti, ma i visitatori potranno spaziare tra un bene e l'altro passando attraverso i murales della città, conoscendo così questo bellissimo comune barocco della nostra provincia. Ecco, tra le cose più belle da vedere a Naro cosa consiglieresti? Beh, sicuramente il Castello Chiaramontano, ma poi le chiese, la chiesa madre, il santuario di San Calogero, diciamo che tutti tra i 6 beni sono caldamente consigliati. Parliamo di questa iniziativa che coinvolge Naro. Ecco, voi come siete coinvolti e che tipo di apporto darete, Padre Pontillo? La diocesi di Agrigento ha accolto la richiesta del FAI, della Delegazione di Agrigento, di mettere a disposizione il patrimonio culturale, immobiliare e materiale della città di Naro. Saranno diverse chiese che sono coinvolte nel progetto di valorizzazione del FAI, che è anche uno stimolo alla città, anche in vista di Capitale della Cultura, di riscoprire quello che è il suo patrimonio e chissà sposare un progetto che già abbiamo elaborato, abbiamo presentato, ma abbiamo bisogno di forze anche giovani per poter aprire questo progetto e consigliare alla città, che è Immudia Sagrestie Aperte, cioè un percorso che coinvolge in maniera particolare le sagrestie della città, delle chiese della città di Naro, che sono meravigliose, e che il sostegno è questo. Ci saranno altri comuni magari in futuro che saranno coinvolti in questa iniziativa o l'iniziativa si blocca solo a Naro? Questa edizione riguarda Naro, ma il FAI da diversi anni ha coinvolto diverse città e quindi con grande entusiasmo apriamo le porte, i parroci aprono le porte, ovvero fanno entrare, perché le porte di queste chiese sono sempre aperte, ma in particolare che sono coinvolte le scolaresche. Naro ha tanto patrimonio ecclesiastico da vedere. Naro era ed è per noi la Fulgentissima, è una delle città che ha il patrimonio immobiliare storico-artistico tra i più importanti, con un barocco che è unico e che non ha nulla da invidiare a Noto. Forse bisognerebbe investire un po' più in comunicazione per fare capire quanto Noto è bella, quanto Naro è bella come Noto. È quello che auspichiamo anche noi, investire in comunicazione, cosa che poco si fa nel nostro territorio. Purtroppo si cerca molta visibilità all'esterno e poco all'interno, mentre la comunicazione all'interno è quello che deve servire, perché prima di tutto il territorio deve riappropriarsi della sua identità e voi mezzi di comunicazione locale siete gli unici che lo potete fare. E adesso 2 brevi di cronaca. Licata, 1200 piantine di cannabis contenenti una quantità di principio attivo superiore a quello consentito dalla legge ha fatto scattare la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento di 3 persone, un padre e un figlio di 52 e 18 anni, e anche per la titolare dell'azienda agricola presso la quale erano coltivate. L'ipotesi di reato contestata è detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso. E ancora un 28enne di Canicattì ha denunciato il compagno dell'ex moglie per ipotesi di reato di minacce e molestie. Quest'ultimo avrebbe avuto pesanti ingerenze nel rapporto tra i 2 ex coniugi, spingendosi a minacciare il giovane tramite WhatsApp. Gli screenshot sono stati prodotti agli inquirenti a prova di quanto sostenuto dal denunciante.
E su tutto il territorio nazionale da domani e per i prossimi 5 fine settimana, esattamente fino al 19 novembre, giornata in cui si commemorano le vittime della strada, ci sarà attività di prevenzione e contestuale educazione alla guida sicura finalizzata proprio alla prevenzione degli incidenti stradali. Se ne farà interprete la Polizia Stradale. Vediamo. Da domani e per i prossimi 5 fine settimana la Polizia Stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada. Ne dà comunicazione il direttore centrale del servizio Polizia Stradale, dottore Mastro Pasqua. Gli agenti presiederanno diverse province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato con l'obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità. L'Italia ha aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 ed azzeramento nel 2050. In questa direzione sono orientati gli sforzi operativi della Polizia Stradale, che guarda con particolare attenzione alle giovani generazioni. Relativamente a quest'ultime, un focus, comunica la Stradale, ha evidenziato che un'altra causa di incidentalità è la distrazione. Anche su questo fronte l'impegno della polizia è alto e costante. Non a caso, proprio ai giovani sarà dedicata la giornata conclusiva in ciascuna provincia italiana di questa campagna preventiva. Inaugurato Micropolis, uno spazio educativo gratuito realizzato dall'Istituto Comprensivo Statale Anna Frank di Agrigento e destinato proprio ai bambini e le famiglie, e offre una serie di servizi di natura relazionale e anche per lo sviluppo delle competenze. Vediamo. Oggi si presenta un progetto importante per Agrigento, ma soprattutto anche per il quartiere di Fontanelle. Sì, oggi si inaugura uno spazio che è stato ideato col partenariato tra il Comune di Agrigento, Micropolis, la Cooperativa Famiglia e l'Anna Frank. Un progetto che ha come oggetto la realizzazione di uno spazio gioco aperto ai bambini di età da 3 a 6 anni, che consentirà alle famiglie del quartiere di Fontanelle di avere un ulteriore punto di riferimento all'interno della scuola per lo svolgimento di attività ludico-didattiche all'interno della nostra scuola e dell'Anna Frank. C'è bisogno anche, nonostante ancora le alte temperature, i genitori già chiedono delle lucidazioni in merito alle condizioni appunto dei termosifoni all'interno delle classi, ma non solo, c'è anche bisogno di una disinfestazione generale. Per quanto attiene al problema dei riscaldamenti, stiamo vedendo di attivarci tramite la Rekeep, che è la ditta che si è aggiudicato mediante Consip la manutenzione degli edifici scolastici, di avviare un'interlocuzione che possa portare alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto da un sopralluogo fatto al termine dell'anno scorso si era verificata la necessità di creare una nuova linea per il funzionamento e i riscaldamenti di alcuni plessi della nostra scuola, nello specifico il plesso di Fontanelle della Verga. Per quanto attiene alla disinfestazione, abbiamo già avviato con l'assessore al Ramas Alessandro Sollano un'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione dell'attività di disinfestazione, probabilmente sfruttando il lungo ponte dei Morti, che quest'anno accomuna tutte le scuole del Comune di Agrigento che hanno adottato il cosiddetto calendario unico. È un progetto importante, è un progetto appunto per le famiglie, ma soprattutto per dare un aiuto anche ai bambini. È un progetto rivolto appunto al nucleo familiare, quindi ai bambini di fascia dai 3 ai 6 anni, ma anche alle loro famiglie. Partiremo subito con uno spazio educativo presso la scuola di Fontanelle e ovviamente poi organizzeremo dei laboratori dove coinvolgeremo anche i genitori, le famiglie, per rendere più efficace ed efficiente ovviamente l'offerta che stiamo per offrire. Questo è uno spazio educativo che già è stato avviato in altre 2 province, in altri 2 centri, è un progetto in rete dove ci sono altri partner partecipanti. Preside, la scuola mette a disposizione i locali per questo progetto importante per i bambini, ma soprattutto anche per le famiglie che ne hanno di bisogno.
Ma noi proseguiamo nella nostra azione di collaborazione con il territorio e quindi non solo mettiamo a disposizione i locali, ma cerchiamo anche di coinvolgere le famiglie per far sì che possano avvalersi dei servizi che, grazie anche all'iniziativa delle associazioni di volontariato, come in questo caso, possono essere rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni. È un fatto importante che i bambini possano avere uno spazio educativo ulteriore oltre alla scuola e li possa fare socializzare, li possa fare crescere. L'unione fa la forza soprattutto per aiutare le famiglie, ma soprattutto i bambini. Sì, oggi siamo molto contenti di essere qui perché con oggi apriamo l'ultimo centro previsto dal progetto. Già abbiamo inaugurato un centro a Marsala e un centro a Mazara in provincia di Trapani, quindi anche nel territorio agrigentino diamo l'opportunità sia alle famiglie ma soprattutto ai bambini di trovare un luogo educativo dove poter passare del tempo. Siamo contenti che venga fatto all'interno di un istituto scolastico perché qualifica ancora di più l'intervento che noi abbiamo pensato. Micropolis, una nuova opportunità per il nostro quartiere, il quartiere di Fontanelle e non solo, un modello prezioso welfare di comunità che vede coinvolta nello specifico la cooperativa famiglia, la scuola, la parrocchia e il comitato di quartiere di Fontanelle insieme, che vanno a potenziare dei servizi integrativi, favorendo anche l'inclusione, valorizzando i luoghi di apprendimento per ridurre quel divario sociale e relazionale. Nuovi servizi, uno spazio educativo che diventa realtà rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, supportando e sostenendo i genitori in questo percorso. Siamo orgogliosi come comitato di quartiere di aver creduto in questo progetto. Breve break per la pubblicità, torniamo tra poco. Tieni a mente il tuo cuore, tieni a cuore il tuo cervello tramite la prevenzione e cura delle malattie cardio e cerebrovascolari. Temi anche oggi al centro dell'attenzione dell'ASP nella 3 giorni partita ieri. Vediamo. Dottore Caramanno, un'iniziativa che è stata ben accolta dalla gente considerando anche il notevole flusso di persone. Ecco, sostanzialmente un'iniziativa da ripetere che in tanti hanno anche espresso il desiderio di ripetere nel tempo. Un'iniziativa diciamo positiva, che tipo di riscontro ci può dare lei su questa 3 giorni? C'è stata una grande partecipazione da parte degli agrigentini, come d'altronde è successo negli anni passati, tranne la parentesi che abbiamo avuto durante la pandemia. Purtroppo di prevenzione si parla molto e se ne fa poco, anche perché le risorse messe a disposizione dal Ministero sono esigue, ma la prevenzione rappresenta un momento fondamentale per quanto riguarda la salute di tutti noi, perché ovviamente specialmente per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, siccome si tratta di malattie che possono essere evitate, che sono dovute in genere a uno stile di vita scorretto, è fondamentale fare prevenzione, anche se i risultati non sono immediati, per cui diciamo, come ha detto il prefetto, la prevenzione diventa impopolare. Pensate di ripetere l'iniziativa magari in altri quartieri della città? No, ormai è un evento che si ripete da circa 10 anni e continueremo a farlo grazie al supporto ovviamente della Bayer, che è una casa farmaceutica tedesca che ogni anno ci supporta dal punto di vista economico. Dottor Iacolino, una iniziativa molto gradita, molto apprezzata oggi questa sulla prevenzione cardiologica e cardiovascolare, iniziative come queste che meritano di essere allargate ed estese anche in tutta la Sicilia. È una proposta certamente interessante che va incoraggiata e sostenuta, quindi un plauso alla struttura complessa di cardiologia, di emodinamica dell'ospedale di Agrigento e al suo direttore struttura complessa, dottore Caramanno. Tantissime persone di età diversa si sono rivolte a questa struttura per uno screening
gratuito per una prevenzione cardiovascolare che deve essere in cima alle realtà di ogni provincia, ma deve essere, così come lo è, un atto di indirizzo di natura regionale che possa davvero consentire di salvaguardare la vita umana. Questo lo si fa sia attraverso risorse umane qualificate, attraverso talenti da valorizzare, ma anche attraverso strutture moderne e efficienti come quelle dei Agrigenti. Ed è un sistema che evidentemente va ribaltato in altre realtà per garantire forme di prevenzione importanti che vanno coniugate poi con stili di vita sani e appropriati. Le ultime novità recentemente al vostro lavoro in assessorato, so che c'è parecchia roba in pentola, ecco, ce ne anticipi qualcosa? Sì, abbiamo avviato delle attività importanti, alcune sono state recentemente definite, a cominciare da una revisione delle attività del 118, una nuova ambulanza medicalizzata a Lampedusa, l'aggiornamento tecnologico di alcune realtà importanti, 300 milioni di euro distribuiti in tutta la Sicilia attraverso un articolo 20 che serve a valorizzare il patrimonio immobiliare. Purtroppo Agrigento ha ricevuto molto poco, evidentemente perché non vi sono state nel tempo proposte particolarmente significative, e allo stesso tempo quella revisione della rete ospedaliera per la quale sono stato nei giorni scorsi a Roma con un confronto proficuo con le direzioni generali competenti del Ministero per guardare sia ad una rete ospedaliera al passo coi tempi, pubblica e privata parimenti, e allo stesso tempo per la definitiva rimodulazione di quelle risorse che consentiranno da qui a breve di incardinare i procedimenti di gara per realizzare il nuovo Policlinico di Palermo, il nuovo ospedale civico a Palermo e allo stesso tempo il nuovo polo encoematologico a Palermo e allo stesso tempo il polo pediatrico sempre a Palermo. Un investimento di circa 1,70 miliardi di euro che va ascritto ad una scelta forte del governo presieduto da Renato Schifani. Concorso del Corpo Forestale, appuntamento atteso, le prove scritte si terranno dal 24 al 27 ottobre a Catania e Siracusa. I dettagli. Dal 24 al 27 ottobre in due sedi, Catania e Siracusa, si svolgeranno le prove scritte del concorso pubblico per l'assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana a tempo pieno e indeterminato, categoria B. Le prove consisteranno nella risoluzione di un test di 60 quesiti a risposta multipla, un concorso atteso che, come afferma il governatore Schifani, consentirà di dare nuova linfa a un settore strategico e attualmente assolutamente sottodimensionato per la prevenzione degli incendi e la tutela del patrimonio ambientale. Sono circa 20.000 i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando ammessi alle prove, con 1.348 che sono stati esclusi. I residenti nelle altre regioni o paesi esteri e nelle province di Agrigento, Catania e Messina, come indicato nella domanda di partecipazione, sosterranno la prova al Centro Fiere Bicocca di Catania, mentre i residenti nelle province di Palermo, Trapani, Siracusa, Enna, Caltanissetta e Ragusa svolgeranno la prova al Centro Fiera del Sud di Siracusa. E oggi ricorre l'anniversario della morte del piccolo Claudio Domino, vittima innocente di mafia. Anche oggi non cessano gli appelli della mamma Graziella, che dice: quanto dobbiamo ancora aspettare perché mio figlio abbia giustizia? Sono passati 37 anni dalla morte del piccolo Claudio Domino, ucciso a 11 anni con un colpo di pistola nel quartiere San Lorenzo di Palermo. Un'azione criminale consumata ai danni di un'anima innocente, della quale ancora si sconosce il colpevole. Difficile spiegare a dei bambini che un loro coetaneo qualche decennio fa sia volato in cielo a causa di un colpo di pistola sparato a bruciapelo. Nini e Graziella, genitori del piccolo Claudio, però continuano a credere nella forza della memoria, che proprio i più piccoli devono affermare, e così, ancora una volta, circondati dall'abbraccio di tantissimi ragazzi, hanno ricordato il loro bimbo volato in cielo. Ci ritroviamo insieme ai ragazzi per fare memoria. Memoria di che cosa? Memoria di
un barbaro omicidio di un bambino che è Claudio Domino, mio figlio. Sono passati 37 anni. Noi cerchiamo di mantenere vivo questo ricordo, perché ancora oggi ci ritroviamo nell'oscurantismo più profondo. Insieme alla scuola Borghese ogni anno facciamo anche percorsi di legalità, memoria, diciamo ai ragazzi appunto che sono del quartiere e anche fuori del quartiere di non cadere in facili tentazioni, di non avere fiducia in questi delinquenti, perché i mafiosi non hanno codice d'onore. Insieme ai ragazzi realizziamo questa busta con questa lettera che inviamo a Claudio in maniera così simbolica in cielo per ricordarlo e quindi per nel tempo mantenere questo ricordo di questo appunto triste evento. Nella scuola frequentata da Claudio Domino, Angelo Sicilia, puparo antimafia, ha messo in scena la prima rappresentazione dedicata al bambino ucciso a San Lorenzo. Così, tra i pupi antimafia che raccontano le storie di uomini che hanno sfidato Cosa Nostra per affermare la legalità, adesso ha trovato posto anche il piccolo Claudio di San Lorenzo. Il messaggio è forte, arriva dritto alle coscienze e come una raffica di maestrale vorrebbe spazzare via un velo di omertà lungo 37 anni. Noi infatti raccontiamo la storia di un bambino, questo è uno spettacolo dei pupi antimafia che come nei nostri racconti raccontiamo storie di magistrati, di giornalisti, di forze dell'ordine, ma stavolta racconteremo la storia di un bambino che scherzava, che rideva, che giocava a pallone, che faceva tante marachelle, che era divertentissimo. Ecco, raccontiamo questa storia, deve essere una storia che devono conoscere tutti. Con i bambini si deve parlare nel modo più semplice e chiaro possibile. Secondo noi ai bambini si può dire di tutto e noi nel nostro istituto comprensivo Florio San Lorenzo, abbiamo sempre parlato apertamente di tutti i problemi della nostra città e abbiamo sempre avuto una didattica rivolta alla non violenza, contro la mafia e per la legalità. È in programma a Real Monte il prossimo 10 di ottobre la cerimonia alla barca della fraternità e dell'accoglienza. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale, presieduta da Sabrina Lattuca, si terrà alle ore 17 presso il belvedere della Scala dei Turchi e sarà improntato sul tema "Non dimenticate l'ospitalità". Alcuni, praticandola senza saperlo, hanno accolto degli angeli. In Sicilia sarà ancora possibile regolarizzare la situazione debitoria del bollo auto fino al 31 di ottobre con la norma stracciabollo. I dettagli in questo servizio. In Sicilia sarà possibile pagare gli arretrati del bollo auto senza sanzioni né interessi fino al 31 di ottobre. Lo prevedono le agevolazioni previste dalla norma stracciabollo varata da quanto contenuto nella legge regionale dello scorso luglio. Il pagamento agevolato della tassa automobilistica, dichiara il presidente della regione Renato Schifani, è una misura di grande successo che ha reso la Sicilia un modello anche per chi ci guarda da fuori. Lo stracciabollo ha generato introiti notevoli per le nostre casse, tendendo la mano ai cittadini che volevano e vorranno mettersi in regola. Secondo Marco Falcone, l'assessore all'economia, è stata una misura particolarmente apprezzata anche perché agevola i proprietari di un'auto in una fase di rincaro generalizzato dei prezzi. Non escludiamo, afferma, che chi si sarà messo in regola potrà in futuro usufruire di altre agevolazioni allo studio della Regione per proseguire su una politica incentivante e non solo sanzionatoria nei confronti dei siciliani.
Lo stracciabollo, ricordiamo, è rivolto alla propria esposizione debitoria relativa alla tassa automobilistica regionale, sia per le partite già iscritte a ruolo per gli anni di imposta 2016-2020 che per le partite che saranno iscritte a ruolo entro l'anno per l'anno d'imposta 2021. Il canale di pagamento resta quello già attivato dalla Regione nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche auto autorizzate nelle 9 province siciliane. Per aderire alla regolarizzazione stracciabollo, il contribuente senza necessità di istanza dovrà effettuare entro il 31 di ottobre 2023 il pagamento esclusivamente presso tali sedi, specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che intende regolarizzare. E adesso la pagina sportiva curata da Carmelo Lentini, che ci parla dell'Acragas Calcio, che domani, nella 7ª giornata del campionato di Serie D girone primo, ospita la Vibonese. Ci sono anche le dichiarazioni del mister Marco Coppa e una panoramica sul campionato d'eccellenza. Dopo la tonificante vittoria esterna di mercoledì scorso, l'Acragas ritorna a giocare questa domenica all'Esseneto per affrontare un'altra big del campionato, vale a dire la Vibonese. Si dovrà affrontare un avversario tosto e battagliero che mira senza mezzi termini al salto di categoria e che rispetto alla compagine dei Templi si presenterà all'Esseneto con una maggiore freschezza fisica. La Vibonese, infatti, del tecnico campano Antonio Boucher ha osservato un turno di riposo lo scorso mercoledì ed anche se sarà orfano di alcuni giocatori come Carbone e Borgia per infortunio, presenterà una rosa di tutto rispetto e arricchita dalla presenza di atleti di categorie superiori come il bomber Tandara, Esposito, Confitto e La Rosa. Tra l'altro il tecnico Boucher va ricordato per avere militato per diversi anni in Serie A con Empoli, Reggina e Bologna. Sempre domenica, inizio delle gare alle ore 15, si gioca la 7ª giornata del girone I, che prospetta una trasferta complicata per la capolista Siracusa, che affronta il Lamezia in una sfida considerata e a tutti gli effetti un confronto diretto. Un altro match di grande interesse si disputa a Ravanusa, dove il Canicattì ospiterà il Trapani e sinora, ricordiamo, oltre che a viaggiare a punteggio pieno, non ha subito neanche un gol. Interessante è invece la trasferta per il Licata di Pippo Romano, che saggerà i muscoli dell'ex Reggina. La gara dell'Esseneto è stata affidata a Giuseppe Morello di Tivoli, con assistenti Marco Cammarota e Pablo Lemos, entrambi della sezione di Nola. Questo dunque il cartellone della 7ª giornata. Acragas Vibonese, Acireale Portici, Lamezia Siracusa, Reggina Licata, Locri Ragusa, Novegea Gioiese. Diciamo subito che il tecnico Pasquale Ferrara è stato esonerato, poi ci sarà Reale Casalnuovo Castrovillari, San Gataldese Sant'Agata, riposerà il San Luca. Mister Marco Coppa, un'altra big del campionato, domani sarà di scena all'Esseneto di Agrigento, arriva la Vibonese. Quali potrebbero essere le insidie di questa partita? Ma tante, perché incontriamo una squadra, credo insieme ad altre 2-3, senza bisogno di far nomi, che è tra le formazioni più importanti di questo campionato. Anche loro tenteranno di fare il salto di categoria, per cui domani sarà un'altra partita da dover fare con grande attenzione, con grande concentrazione e con la solita nostra voglia. Per l'Acragas servirà la partita perfetta per provare a portare a casa i punti? Sì, io dico che non esiste la partita perfetta, ma esiste quella quasi perfetta, per cui domani, se noi siamo bravi un po' a ripetere la prestazione che abbiamo fatto col Trapani, cerchiamo di essere anche un po' cinici, se avessimo soltanto un'occasione cerchiamo di metterla dentro. L'importante comunque, secondo me, è la mentalità con cui scenderemo in campo. Che tipo di Vibonese ti aspetti domani all'Esseneto?
No, secondo me la Vibonese domani viene con grande rispetto, perché oggi ormai ci affrontano tutti con grande rispetto, loro sono sicuri dei loro mezzi, ci mancherebbe altro, loro sono sicuri della squadra che sono, degli elementi che hanno, però non credo che loro pensino di venire da Agrigento a farsi una passeggiata, assolutamente no, verranno con grande rispetto ad affrontare una squadra, la nostra, che credo che stia sempre crescendo di più. E vi dico, negli ultimi giorni mi sembra di vedere una squadra che sta anche molto meglio fisicamente. Che Agragas ti aspetti domani in campo? Domani mi aspetto la solita Agragas sotto il profilo mentale, ora mi aspetto qualcosina in più anche sotto il profilo del gioco e della condizione atletica. Così come contro il Trapani, anche domani è previsto il pubblico delle grandi occasioni all'Esteneto di Agrigento. Tifosi sempre più innamorati della tua Agragas. Io sono felicissimo di questo e di quello che mi stai dicendo, e mi auguro che domani i tifosi abbiano la premura, l'urgenza di venire in massa allo stadio, come è stato così come il Trapani, perché questi ragazzi hanno bisogno tutte le domeniche, a prescindere dall'avversario, hanno bisogno dei loro tifosi, della loro curva, che è una curva eccezionale, perché io credo che non bisogna guardare il nome dell'avversario, io credo che questi ragazzi davvero, per quello che stanno facendo, hanno bisogno dei loro tifosi e che siano sempre di più. Dopo la Vibonese sarà pausa forzata per l'Agragas, che offrirà il turno di riposo, allora è tempo di tracciare un primo bilancio. Lo tracceremo dalla prossima settimana, intanto dobbiamo pensare ancora a domani e poi la prossima settimana, da martedì, da quando ricominceremo, potremo pensare di tracciare una prima linea, un primo piccolo bilancio di questa prima parte del campionato. Non voglio farlo adesso semplicemente perché aspetto di finire la partita di domani. In eccellenza Girone A giocano in anticipo questo sabato a partire dalle 15:30 le agrigentine Pro Favara e Sciacca. Alla gara di Palermo guarda con interesse la Nissa di Nicolò Terranova, che sul campo del Geragi spera nell'ennesimo colpaccio e quindi di conseguenza anche un tentativo di fuga. La gara Atletiche Palermo Pro Favara sarà diretta da Filippo Vigo di Lodi, con assistenti Daniele Butticè di Trapani e Giovanni Figuccia di Marsala. Castellammare Sciacca invece verrà diretta da Francesco Isnardi di Albenca, con assistenti Alessandro Cottone e Marcello Francesco Termini di Palermo. Scontro interessante dunque a Palermo contro il locale Atletiche, dove la Pro Favara, se non vuole perdere altro terreno dalle battistrada, deve necessariamente fare punti. Anche per lo Sciacca si profila una trasferta insidiosa in quel di Castellammare. Domenica invece si disputeranno le altre gare, che sono Folgore Marineo, Mazzara Accademia Trapani, Castelbuono Aspra, Fulgatore Casteldaccia, Don Carlo Misilmeri, Mazzara 46 e Nissa Geraci. Per quanto riguarda il campionato di promozione, dopo la bella vittoria di domenica scorsa, l'Empedoclina sarà impegnata sul campo di San Vito Lo Capo, il Casteltermine ad Alcamo, mentre il Gemini sarà a Marsala, mentre il Camarat ospiterà il Forte Bagheria. Scendendo di categoria, quindi in prima, l'Aragona cerca riscatto sul campo di Barrafranca, l'Alessandria della Rocca se la vedrà in casa con il Gela, infine l'Atletico Favara dovrà giocare ancora in campo neutro la sfida contro la Mazzarenese. Chiudiamo parlando ancora di sport, integrazione e inclusione a Ravanusa in occasione della manifestazione Calcio Balilla Paralimpico disputata presso il locale Centro Multiservizi. L'evento è stato il primo in provincia di Agrigento ed era inserito nel circuito Be-Active promosso dalla Commissione Europea e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attuato da Sport e Salute. Presenti alla manifestazione oltre che tutto lo staff della Prosport Ravanusa, con gli operatori e i volontari, anche le autorità e il sindaco della città Salvatore Pitrone e l'assessore allo sport Michele Di Pasquale. Alla fine premi per tutti e appuntamento alla prossima
edizione. E con questa notizia termina il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per aver scelto ancora una volta di seguire la nostra informazione. Auguriamo a tutti un buon weekend. Vi rinnoviamo l'appuntamento con TV Notizie, che torna lunedì puntuale alle ore 14. A tutti buon weekend.